Senza. Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, amici di Radio Libertà, sulle frequenze della libertà per parlare del politicamente corretto, per osservare, commentare, cogliere tutte le notizie più recenti, le notizie della settimana e cercare di trovare un filo rosso, un senso e soprattutto di trarne qualche importante insegnamento, direi. Vi ricordo che potete intervenire per proporre argomenti o semplicemente per commentare. Radio Libertà è sempre aperta alle vostre telefonate 02 92 94 72 22. Molta carne al fuoco, come vi dicevo, molte notizie. C'è il consueto, purtroppo, bollettino di invasione, e c'è poi tutta la serie delle questioni internazionali. Però partiamo da casa nostra, un fatto decisamente inquietante. Vediamo Rom ucciso durante una rapina, 200 nomadi devastano l'ospedale. Il proprietario di una villetta nel Varesotto avrebbe reagito davanti a un tentato furto. Sorprende i ladri che stanno svaligiando la sua casa e ne colpisce mortalmente uno. È finito in tragedia un furto avvenuto ieri a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Un uomo di 38 anni, Adamo Massa, di etnia rom, ieri è deceduto all'ospedale di Magenta dopo essere stato scaricato all'ingresso del pronto soccorso dai complici. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 11 i malviventi avrebbero suonato alla porta per fare presumibilmente una truffa. Massa ha diversi precedenti specifici. Non ricevendo risposta, dato che il ragazzo sulla Trentina aveva da poco staccato da un turno di notte e stava dormendo, sarebbero entrati credendo di trovare casa disabitata. Sentendo dei rumori, il giovane si è alzato e ha trovato i malviventi in cucina, quindi già entrati in casa sua, che hanno cominciato a prenderlo a pugni in faccia, lanciandolo contro una porta e aprendogli una ferita sulla fronte. Secondo quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, tra loro è nata una colluttazione nel corso della quale il trentenne, in preda alla paura di essere ucciso, ha agguantato dal kit di sopravvivenza del trekking un pugnale e ha provato a difendersi. Con quell'arnese ha colpito uno dei due al fianco. I ladri sono poi riusciti a scappare e si sono dileguati dalla porta d'ingresso, come dimostrano le macchie di sangue trovate a terra. Fuori un terzo uomo, il palo, li avrebbe caricati e portati via. Quando i sanitari e le forze dell'ordine sono giunti in villa, hanno trovato il giovane in evidente stato di shock, seduto sulla sedia e ancora tremante per la paura. Il trentenne ha precisato ai carabinieri di essere molto spaventato perché temeva che i ladri potessero tornare e fare del male ai suoi genitori. Il giovane ieri, dopo essere stato curato all'ospedale di Gallarate, in cui gli è stata suturata la ferita ricevuta in fronte, è stato sentito dagli inquirenti, che dovranno adesso accertare se la reazione del proprietario di casa possa essere definita come un'azione di legittima difesa. Il ferito invece è stato lasciato dai suoi complici davanti all'ospedale del Milanese, dove, seppure soccorso, è morto poco dopo. I medici hanno provato a salvargli la vita, ma per il giovane rom non c'è stato nulla da fare. Alcuni componenti della sua famiglia, informati dell'accaduto, si sono precipitati da Torino in ospedale assieme a circa 200 persone, sempre di etnia rom, che hanno preso d'assalto il pronto soccorso dell'ospedale e, in preda all'ira, hanno danneggiato i locali del reparto, tanto che è stato necessario l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine per evitare il peggio. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta della procura di Busto Arsizio, condotta dai carabinieri della compagnia locale e dai colleghi del nucleo investigativo di Varese. Secondo quanto è emerso, la vittima risiedeva in un campo rom di Torino e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la situazione, ma anche la posizione del proprietario di casa. Proseguono le indagini comunque anche per rintracciare i complici della vittima. Sul caso sono intervenuti in molti, dal sindaco di Lonate Pozzolo, che insomma ha ricordato come il tema della sicurezza esista e tra l'altro insomma ha ricordato come il tema sia sempre presente quello della legittima difesa.
Il vice premier Salvini è intervenuto con un post su Twitter, insomma parlando di solidarietà a chi è stato aggredito in casa sua e si è difeso, ma insomma uno dei punti centrali è che purtroppo questi fatti diventano sempre più, come dire, sempre più pressanti. C'è una sostanziale impunità purtroppo molte volte per gli esponenti delle comunità rom, che hanno anche insomma l'ardire di fare quello che hanno fatto poi nell'ospedale milanese. Il discorso si complica perché, come sempre, ci si mette di mezzo l'Unione Europea che non manca mai di, diciamo, di sperperare i soldi come peggio non si potrebbe, diciamo. Stiamo parlando comunque di fondi, presunti fondi per l'inclusione appunto dei rom, dalla Commissione europea ben 2,2 milioni per integrare, tra virgolette, i nomadi con progetti folli, da tornei sportivi a corsi sul riciclo dei rifiuti, sostanzialmente soldi buttati, come ha detto anche l'europarlamentare Silvia Sardone. Però vi leggo proprio questi sprechi europei per l'integrazione di un'etnia che prima, insomma, prima di ricevere patti o accordi speciali, insomma, dovrebbe dimostrare di ehm, obbedire, diciamo, alle leggi di questo paese, come tutti siamo tenuti a fare. Leggo per esempio 200.000 euro per itinerari del patrimonio culturale rom, 60.000 euro per tornei di tennis, 700.000 euro per servizi di salute mentale, quindi immagino anche ovviamente, diciamo, psicologi, 320.000 euro per la lotta all'antiziganismo, quindi insomma voi sapete che c'è, così l'antiislamismo, eccetera. Oggi scopriamo anche l'antiziganismo. 150.000 euro per la sensibilizzazione green, perché il green non può mancare, 150.000 euro per cittadinanza attiva, 165.000 euro per musica e cucina rom, 170.000 euro per stand-up comedy, una volta si sarebbe detto cabaret, 285.000 euro per spettacoli teatrali. Ecco, fa piacere sostenere iniziative, culturali, però insomma bisognerebbe anche arrivare al dunque e ricordare, che, insomma, si è soggetti, alle leggi, insomma, che vivere nel consesso civile, significa anche mandare i bambini a scuola, rispettare le leggi, rispettare le forze dell'ordine, evitare di entrare nelle case altrui per appropriarsi di ciò che non è proprio. Insomma, questo molto, molto semplicemente, ma ci sentivamo di dirlo e di, proporlo alla vostra attenzione, ecco. Un altro fatto di violenza decisamente barbaro è che la sentenza recentissima al tribunale di Brescia. Vi leggo il titolo: "Stuprò bambina di 10 anni, solo 5 anni al bengalese. Per il giudice non ci fu violenza, ma solo un atto, con una minorenne che poi abortì. Il procuratore medita appello, il centrodestra, ribadisce non è, giustizia", ecco. Vi leggo l'articolo da Libero di Fabio Rubini. Per la giustizia italiana stuprare una bambina di 10 anni vale 5 anni di carcere. È quanto stabilito dal Tribunale di Brescia, che ha inflitto questa condanna a un bengalese di 29 anni che nell'estate del 2024 aveva abusato di una bimba mettendola incinta. I fatti sono avvenuti in un ex albergo di Collio, in provincia di Brescia, che all'epoca era usato come centro di accoglienza per richiedenti asilo e dove la vittima era ospitata insieme alla madre. La sconcertante scoperta venne fatta quando la bambina, a causa di un forte mal di pancia, venne trasferita in ospedale, dove gli accertamenti medici rivelarono la gravidanza e portarono al successivo aborto. In seguito vennero accertate le responsabilità del bengalese che, reo confesso, finì a processo con rito abbreviato. Se la condanna, lieve ha fatto discutere, ad indignare sono ancora di più le motivazioni che in punta di diritto hanno portato il giudice a derubricare il caso da violenza sessuale a rapporti sessuali con minori. Secondo il giudice, insomma, non ci sarebbe stata violenza
e vista l'età poteva essere in grado la bambina di essere consenziente. Veramente un gioco di parole che lascia perplessi, insomma, per quella che è la questione del fatto. In molti comunque si sono, soprattutto, rappresentanti politici del luogo, da, Simona Bordonali della Lega, Lara Magoni di Fratelli d'Italia. Forse diciamo il commento più, duro, ma anche, forse il più appropriato, è quello congiunto di, Alessandro Corbetta e Floriano Massardi, consiglieri regionali della Lombardia, Floriano Massardi, consigliere regionale bresciano, e Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega. 5 anni di carcere per un uomo di origine bengalese che ha violentato una bambina di 10 anni mettendola incinta sono una pena vergognosa e inaccettabile. Una sentenza che provoca sgomento e indignazione, dicono i consiglieri della Lega. Siamo vicini alla giovane e a sua madre. Parliamo di un crimine aberrante ai danni di una minore che poi ha portato a una gravidanza e a un aborto terapeutico. Una violenza che meriterebbe una risposta durissima dello Stato, non certo quantificabile in soli 5 anni. Questa sentenza conferma l'urgenza di una riforma profonda della giustizia, aggiungono, per ristabilire certezza e proporzionalità della pena senza attenuanti. Per gli stranieri che si macchiano di crimini così gravi non può esserci alcuna possibilità di permanenza in Italia. La remigrazione deve essere automatica. Ecco, è uscito anche il tema remigrazione, che è una parola molto, molto, come dire, censurata dai media mainstream, ma che ci sentiamo di ripetere in questo caso, come in tutte le altre situazioni che abbiamo purtroppo visto uscire in maniera molto, molto grave. Ricordiamo, c'è un bel fondo di Maurizio Belpietro: bisogna abolire i risarcimenti ai parenti dei criminali. Ricordate la vicenda, insomma, del carabiniere costretto poi a risarcire sostanzialmente i parenti della vittima, per il momento con oltre 100.000 euro, però insomma pare che potrebbe addirittura peggiorare la situazione. Come annunciato nella conferenza stampa di inizio anno, il governo si appresterebbe a varare un decreto in maniera di sicurezza, immigrazione e potenziamento delle forze dell'ordine. Le misure ne abbiamo viste alcune già oggi nella rassegna stampa. Riguardano molti aspetti della gestione dell'ordine pubblico, del trattenimento e del rimpatrio degli stranieri. Diciamo anche, verrebbe abrogata o comunque rivista la disposizione che prevede, senza alcuna verifica del reddito, il gratuito patrocinio a spese dello Stato nei ricorsi contro i decreti di espulsione. Ovviamente, visto che questo decreto è in fase di elaborazione, Belpietro aggiunge, diciamo, propone un apposito paragrafo dedicato al risarcimento patrimoniale nei confronti dei parenti di ladri e rapinatori che nell'atto di commettere un delitto siano rimasti vittima di una reazione delle forze dell'ordine o di un qualsiasi cittadino. Ogni riferimento ai casi che hanno coinvolto il vicebrigadiere dei carabinieri Emanuele Marroccella o il gioielliere Mario Roggero è ovviamente voluto. Il primo è stato condannato a 3 anni di carcere e a una provvisionale di 125.000 euro per aver sparato a un siriano che, colto con le mani nel sacco, aveva ferito un collega del sottufficiale. Per i giudici di primo grado il militare si sarebbe reso responsabile di un eccesso colposo nell'uso delle armi, anche se insomma il collega ferito, insomma, sta lì a dimostrare che non è così. Il secondo invece è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver reagito durante una rapina e aver inseguito e sparato ai malviventi che hanno assaltato per l'ennesima volta il suo negozio, legando e minacciando moglie e figlia. Il tribunale avrebbe poi condannato Roggero a una provvisionale di ben 480.000 euro. In pratica, le vittime di un'attività criminale, sia che si tratti di un carabiniere che sta svolgendo il proprio servizio, ovvero che fa rispettare la legge, sia che si tratti di un negoziante che reagisce di fronte ai rapinatori, diventano un bancomat per i parenti di coloro che, mentre stavano commettendo un crimine, sono stati feriti o uccisi. Le persone oneste che indossino una divisa o che abbiano
diciamo un'attività per il solo fatto di non aver alzato le mani di fronte a un ladro o a un rapinatore, rischiano di dover pagare e finire sul lastrico per risarcire i familiari dei delinquenti. Ecco, qui bisognerebbe intervenire, ricorda Belpietro. Vedo che abbiamo un intervento, una telefonata, la facciamo passare subito. Pronto, buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno a lei. Io però, dottor Tognini, oggi andrei sul nodo giustizia, cioè Prego. sul referendum del 23-24 marzo, Certamente. decisivo secondo me, che va oltre i partiti. Allora, il prossimo referendum sulla divisione delle carriere tra i giudici e quegli avvocati che chiamiamo, secondo me, pubblici ministeri, è seriamente candidato ad essere un referendum decisivo. E poi aggiungo, per far solo un esempio, ad oggi mi sembra che le carriere, dottor Tognini, di ogni giudice sono decise da un organismo alla elezione del quale partecipano e sui seggi del quale siedono anche i rappresentanti dei pubblici ministeri, ovvero di una delle due parti in giudizio. E poi voglio aggiungere il campo largo, incapace di esprimere un governo ombra e dunque anche delle proposte alternative costruttive in materia di giustizia, rischia secondo me di pagare un prezzo altissimo ad una eventuale sconfitta del referendum. E voglio terminare. Per il PD ricominciare sarà durissimo e altissimo il prezzo politico da pagare. Forse però, dottor Tognini, a preoccuparsi di questo eventuale esito è la maggioranza e la Premier più di tanti altri, finché a sinistra prevale il massimalismo, dico io, il centrodestra può dormire sonni tranquilli. La saluto e buona giornata anche a lei. Grazie, grazie. Ricordo che si tratta in questo caso di un referendum confermativo, ovvero sia un referendum che fa seguito a una modifica, a una legge costituzionale, a una modifica della Costituzione. Il referendum confermativo è previsto dall'articolo 138 della Costituzione per le leggi di revisione costituzionale che vengano approvate senza una maggioranza parlamentare in entrambe le Camere di 2/3. Quindi, a differenza dell'abrogativo, non c'è quorum, prevale la maggioranza dei voti validamente espressi. Quindi, come diceva la nostra amica, è importante essere presenti e fare la propria parte. Se vince il sì, quindi la riforma entra in vigore, l'attuazione pratica è demandata a leggi ordinarie, quindi concorsi separati, scuole di formazione e organizzazione. Se vince il no, la riforma decade e resta l'assetto vigente. Diciamo che i punti principali della riforma, lo abbiamo detto: la separazione delle carriere, quindi la strutturazione della magistratura in 2 distinte carriere, giudicante e requirente, quindi chi giudica e chi esercita l'azione penale, il pubblico ministero. Il passaggio tra le 2 carriere non è previsto come mobilità ordinaria, si concorre e si forma per carriere separate con percorsi differenziati. C'è un doppio CSM, quindi di autogoverno, uno dei giudici e uno dei pubblici ministeri. Diciamo che c'è l'estrazione a sorte per i togati, quindi per i giudici diciamo dei magistrati, rappresentanti dei magistrati in CSM, che fanno riferimento appunto all'associazione, diciamo, e un terzo sempre di laici, cosiddetti laici, che sono quelli nominati dalla politica, estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di materie giuridiche. Mandato quadriennale, limiti alla rieleggibilità, presidenza come era prima del resto del Presidente della Repubblica, e un'alta corte, viene istituita un'alta corte di disciplina con 9 togati e 6 laici che dura 4 anni, presidente eletto tra i laici. Diciamo che il sì è sostenuto dal centrodestra, ma anche da illustri rappresentanti dell'opposizione, da Azione, da Antonio Di Pietro, da molti rappresentanti comunque dell'intellighenzia di sinistra, da penso Augusto Barbera, Cesare Salvi, altri me ne verranno in mente, contro sostanzialmente il cosiddetto campo largo, il partito dei giudici, quindi 5 Stelle, PD o comunque una parte del PD, perché in realtà i riformisti escono un po' da questo schema, Alleanza Verdi Sinistra e ovviamente l'Associazione Nazionale
magistrati che, nonostante insomma sia un sindacato di categoria, scende pienamente politicamente, anche schierando importanti risorse. Ecco, questo è il quadro del prossimo referendum e quindi vi invitiamo a informarvi e faremo ancora tuttora informazione sul tema. Vedo che siamo vicini alla prima pausa, quindi diamo spazio alla pubblicità e dopo rientriamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ritorniamo in onda, Open Your Eyes, Sic et Non con Marco Tognini. In questo caso vi abbiamo lasciato parlando di referendum, ricominciamo parlando di referendum. Vi ricordo, domenica 22 e lunedì 23 maggio c'è questo voto importantissimo per confermare o cassare la riforma appunto sostanzialmente della giustizia. Voi pensate, noi siamo qui spesso a parlare di immigrazione, a Torino anche l'imam fa campagna contro il governo con un video. Il predicatore anti-Israele Brahim Baia invita i musulmani a votare no al referendum sulla giustizia. Ecco, pensate un po'. Ci mancava l'imam a fare campagna per il no. Famoso appunto questo imam, gestore della moschea Taiba di via Chivasso, ha invitato i musulmani a votare no. Molto attivo mediaticamente per la sua presenza pubblica e politica sui temi legati alla Palestina, Baia professa tesi estremiste con ripetuti elogi pubblici ad Hamas e a Sinwar, definiti eroi della resistenza palestinese. Baia, che è già noto alle cronache per i suoi sermoni anti-Israele con legami con l'imam Mohammed Shaheen, ne abbiamo parlato qui appunto, di cui è stata chiesta l'espulsione dall'Italia, e anche con Mohammad Hannoun, arrestato con l'accusa di aver finanziato Hamas, ha pubblicato un video sui suoi social in cui denuncia un clima di repressione e islamofobia imperante in Italia. Bisognerebbe anche chiedersi come mai c'è questo clima. Nello stesso video attacca Giorgia Meloni facendo al tempo stesso campagna elettorale per il no, accusando la premier di non rispettare la separazione dei poteri tra quello giudiziario ed esecutivo. Ecco, voi pensate, un signore che vorrebbe imporre la Sharia viene qui nella
patria del diritto, nel bene o nel male, perché poi abbiamo visto anche ovviamente i problemi sulla giustizia che ci sono, ma questo signore che vorrebbe applicare la Sharia in casa nostra si permette di fare delle critiche. Evidentemente queste critiche sono strumentali e sa benissimo che i giudici possono essere uno scudo importante per questi signori, perché un governo serio potrebbe andare comunque fino in fondo e attuare delle politiche di sicurezza e di controllo che sicuramente a questo signore non sono gradite. Quindi vediamo che addirittura comunque ognuno dice la sua quando è interessato, pur non conoscendo l'argomento. Vedo un'altra chiamata, la facciamo passare subito. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami? Sono Dino dalla provincia di Brescia, Marco. Prego Dino. Ascolta, a proposito, siamo proprio al mondo al contrario, proprio. Cioè più si va avanti e più ti cadono le braccia. Vabbè, vengo all'argomento, diciamo, referendum. Ce ne sarebbero tante di cose da dire, però l'argomento in questo momento, almeno ne parlo così lascio spazio anche a altre telefonate e anche ai tuoi interessanti argomenti che ci proponi. Allora, in questi giorni mi ha mandato un amico, mi ha mandato una copia di, diciamo, per quanto riguarda il referendum che è stato proposto da un certo comitato per diciamo, avere giustizia per quelli che, nel caso in cui hai detto anche tu che questo tizio qua, che i familiari di quello che sono stati ammazzati al gioielliere, hanno chiesto un risarcimento di 40 milioni, qualcosa, cioè 4 milioni, cos'è? No, allora questo referendum si sarebbe diciamo, interessato per portare avanti una raccolta firme per evitare questa roba qua. Non so se mi sono spiegato. Sì, penso di aver capito, sì, certo. Ecco, purtroppo però ho scoperto, io mi sono attivato, ho mandato una miriade di questi messaggi e a loro volta anche loro si sono attivati per mandare questo messaggio. Dopo si è scoperto che è una bufala. Io sono sempre molto, diciamo, così scettico su queste cose qui, perché ovviamente sono un po' pretestuosi, no? Però questa volta ci sono caduto come un pollo. Le ho mandate a tante persone, le quali si sono attivate anche loro in una maniera impressionante a mandare questo messaggio da raccogliere le firme in comune, e poi alla fine si è rivelata una bufala. C'è una cosa incredibile. Poi, sempre a proposito di questo referendum, noi 2 anni e mezzo fa circa abbiamo fatto un referendum proposto dalla Lega per le motivazioni similari o quasi tutte similari, certo. però si è recato il 20%. Dopo aver fatto una fatica immane a raccogliere le firme, a portarle in via Bellerio per fare tutta una documentazione per mettere a posto, eccetera, siamo andati 2 volte in via Bellerio, è andata a finire tutto il monte. Ecco, niente, lascio spazio ad altri e alle tue considerazioni. Grazie Marco, buona giornata. Grazie, buona giornata al nostro amico Dino. Allora facciamo 2 chiarimenti. Ecco, il primo è che diciamo Matteo Salvini aveva proposto un referendum in realtà molto più articolato, che andava a toccare diversi punti, anche non solo la separazione delle carriere. Quello era un referendum invece di tipo abrogativo, necessitava il quorum. Diciamo che allora la Lega non ha avuto tanti alleati in questa battaglia, un po' perché, diciamo, soprattutto per questioni prettamente politiche, non si voleva dare visibilità a Salvini, anche se poi erano referendum proposti per esempio anche dal mondo radicale, eccetera. E anche nel centrodestra qualcuno ha delle colpe sicuramente per quel tentativo, ma è e resta, ripeto, un tentativo nobile, che va comunque in una direzione che è quella anche del referendum di oggi, che è un referendum senza quorum. Riguardo al fatto che poi girino, diciamo,
altre situazioni, altre raccolte firme usate magari per carpire delle firme partendo da situazioni vere, reali, poi queste firme, insomma, mi auguro che queste firme non vengano utilizzate o carpite magari per presentare l'ennesimo partitino o quant'altro, e quindi chi controlla comunque possa fare la sua parte. Però ecco, il nostro impegno ancora una volta è quello di essere sempre e comunque informati, di informarci e di verificare. In effetti un referendum abrogativo sulle norme di risarcimento sarebbe abbastanza difficoltoso, perché comunque dovrebbe proprio verificare molte situazioni, dovrebbe non sarebbe facile da estendere, quindi in effetti era una situazione abbastanza a rischio, e come si è poi dimostrata, e il nostro amico Dino ce ne ha reso conto, e quindi anche noi facciamo informazione, diciamo state attenti insomma prima di firmare qualche cosa, cioè se ve lo porta comunque un movimento politico, ovviamente verificate e quant'altro, però insomma quantomeno sappiamo che ci sono delle motivazioni e delle cose serie. Se invece poi è l'ennesimo raggiro, insomma non dobbiamo meravigliarci, specialmente nel mondo di oggi, che è un mondo di grande propaganda spesso contrapposta non solo tra destra e sinistra, insomma, ma anche tra locale e globalizzazione, tra immigrazione e identità. Insomma, vediamo che purtroppo chi ci marcia anche nel mondo dell'informazione non fa chiarezza. Ecco, noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare chiarezza su questa e su tante altre situazioni. Come vi dicevo, bollettino di invasione e quant'altro, se ricordate appunto i fatti di Torino, ricordate la guerriglia dello scorso 3 ottobre, la manifestazione che era stata denominata Blocchiamo tutto, proposta appunto dal Coordinamento per Gaza in solidarietà al popolo palestinese. Poi in realtà abbiamo visto che i più diciamo esagitati erano sostanzialmente dei minori. Il più grande avrebbe 20 anni, tutti stranieri comunque di seconda generazione. Anche questo dovrebbe far riflettere. Numero magari limitato, ma comunque ripeto, situazione preoccupante che va verificata e controllata. Proprio per questo motivo vediamo comunque che il governo cerca di intervenire. C'è un pressing da parte della Lega, ma in realtà insomma il ministro Piantedosi, ne ha parlato anche il sottosegretario Molteni, insomma stanno agendo per un nuovo decreto sicurezza. Si parla di espulsioni veloci, di uno scudo salva agenti, in arrivo un pacchetto di 60 norme su ordine pubblico e immigrazione, zone rosse permanenti, stretta sui coltelli soprattutto fra i giovani, e le forze dell'ordine non saranno più indagate per atto dovuto, diciamo. Sono diverse le proposte. L'obiettivo dichiarato è semplificare, rendere più rapida l'azione dello Stato, rafforzare la prevenzione e ridurre gli spazi di elusione, che è quello un po' che vediamo poi anche in questi giorni, in cui insomma si riesce spesso a sfuggire anche alle norme, ecco. Il primo capo di questo nuovo decreto è dedicato alla sicurezza pubblica, il secondo all'immigrazione e alla protezione internazionale, il terzo alla funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno, nonché alle misure in favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo. Diciamo, dentro questo schema le pietre angolari sulle quali poggia l'intervento sono la stabilizzazione delle zone rosse nella città, con una maggiore vigilanza nelle aree più sensibili allo spaccio e alla criminalità di strada. Si potenziano i sistemi di videosorveglianza urbana, i presidi territoriali di Polizia dello Stato, abbiamo visto anche aggiungere nuovi agenti. Viene istituito un fondo da 50 milioni di euro per la sicurezza ferroviaria,
mentre negli impianti sportivi vengono introdotti sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori, con riconoscimento facciale attivabile dopo la commissione di un reato. Quindi c'è questa possibilità di intervenire, ovviamente di intervenire solo in caso di reato e quindi evitando anche insomma di entrare nel campo molto particolare della privacy, il potenziamento dei DASPO, delle misure di prevenzione, il rafforzamento del fondo sicurezza urbana, contrasto all'immigrazione illegale, velocizzazione delle espulsioni con la possibilità di interdizione temporanea dalle acque territoriali per minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale. Insomma, questo è anche un po' il modo di reagire, insomma, anche a quello che è l'attività delle ONG, ONG che insomma sono un po' sul banco degli imputati ovunque. Abbiamo visto il caso Casarini, ma la stessa Casa Bianca sta tagliando l'attività delle ONG in Africa e preferisce intervenire invece diciamo in prima persona. Ha varato per esempio un vero e proprio piano Mattei sanitario, non se ne parla, agli Stati Uniti si parla molto anche dell'invadenza ovviamente militare, ma c'è un investimento di 11 miliardi pronto dagli Stati Uniti e l'obiettivo è anche fornire competenze, quindi medici, ma anche insomma la possibilità scuole e quant'altro in cambio di risorse locali. Quindi nessuno fa niente per niente, ma almeno gli Stati Uniti lo fanno con grande lungimiranza, evitando poi che le consuete carrette del mare continuino nel proprio lavoro e diventa proprio alla fine come dire, un'attività lucrosa, come lucrose sono state per esempio quei fondi raccolti in Italia che purtroppo abbiamo visto con la scusa dei bambini di Gaza sono stati di fatto dirottati ad Hamas, e questa insomma è una situazione estremamente grave. Prima parlavamo di giudici, vi do comunque uno spot anche sul discorso del caso De Rao. È intervenuta anche la Lega, insomma, dossier usati come arma contro di noi, dice Gianluca Cantalamessa della Commissione Antimafia, che ha parlato di un quadro che non sarebbe solo grave ma inquietante. Diciamo la relazione della Direzione Nazionale Antimafia ha verificato insomma un po' le responsabilità dell'ex capo Federico Chiaffiero De Rao, oggi parlamentare 5 Stelle, che per il momento non ha nessuna intenzione di dimettersi, però ripeto si mette in luce l'attività sistematica e quindi non solo momentanea ma sistematica, le famose attività illecite di Pasquale Striano, ex finanziere, e c'era un disegno preciso che poi finiva spesso e volentieri presso i giornalisti di una ben precisa testata che è Il Domani. Su 57 pezzi del Domani contenenti informazioni riservate, comunque non uscite per indagini, 27 erano contro il Carroccio, diciamo, ecco. E comunque sempre riservati al centrodestra. Questo presuppone l'idea di una cellula deviata, vera e propria della direzione investigativa antimafia. Pasquale Striano, con le sue centinaia di migliaia di accessi nelle banche informatiche riservate, non avrebbe agito in modo occasionale, come vi dicevo, ma come un vero e proprio agente sotto copertura. Pesanti sono i passaggi nella relazione dedicati alle colpe dei vertici dell'epoca della Guardia di Finanza e ci sono accuse non troppo velate ai giornalisti del Domani che avrebbero beneficiato dei dossier illegali. I dossieraggi infatti non nascevano da attività investigative, ma da accessi privi di giustificazione i cui contenuti finivano sistematicamente agli organi di stampa. È inaccettabile che sotto la gestione di De Rao la procura antimafia sia diventata un terminal di pressione politica, quindi un cortocircuito davvero pericoloso. Strutture nate per difendere la legalità risultano coinvolte in meccanismi di delegittimazione. Questo insomma lo dovevamo dire, ne dovevamo assolutamente parlare. È evidente che
se parlando di giustizia si poteva avere un'idea particolare sulla magistratura, questa viene rafforzata perché addirittura alcune parti privilegiate, insomma, prendevano spazio per un'attività di dossieraggio, quindi di raccolta di notizie riservate per fare politica, insomma, sostanzialmente. Ecco, questo è uno è una delle situazioni, insomma, che bisogna seguire. Non è molto, purtroppo, strombazzata sui giornali mainstream, ma cerchiamo di seguirla fino in fondo. Io sono in chiusura, però vi lascio spazio alle solite domande retoriche. Oggi ne ho 2 di domande retoriche che lascio a voi e che lascio nell'etere per, insomma, mantenere anche quello che è il nostro pensiero su temi che non vanno dimenticati. La prima domanda, in riferimento anche a questioni internazionali, è questa: quando una sinistra che si è sempre definita portatrice di libertà e di emancipazione giunge fino a giustificare degli estremisti islamici, non siamo forse in presenza di un fallimento morale prima ancora che politico? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, molto più spiccia, ma insomma qualcuno se l'è già posta, la ribadiamo: che fine hanno fatto Greta Thunberg e Francesca Albanese? I morti in Iran non contano? Nessuna flottiglia nel Golfo Persico? Ecco, con queste domande vi lasciamo alla programmazione di Radio Libertà e vi saluto alla prossima settimana.